Buona giornata telespettatori di Antenna 3 Nord-Est, ben ritrovati con ore 13, martedì, spazio dedicato alla salute. Quest'oggi parleremo di salute e estetica del sorriso, della bocca, quindi di un aspetto della questione che sta sicuramente molto a cuore a tutte le signore che ci stanno seguendo da casa, ma non solo. Un bel sorriso, la salute di denti e gengive, quindi il titolo della trasmissione di oggi. Qui con noi in studio per approfondire la questione il dottor Paolo Campion, medico chirurgo, odontoiatra. Buongiorno dottore, grazie per essere... Buongiorno ai telespettatori. Grazie per essere qui con noi per approfondire questo tema. No? Dicevamo qual è l'importanza del sorriso per una persona. Sicuramente tutti lo sanno, il sorriso forse è la prima cosa che ci presenta quando incontriamo una persona, indica gioia, felicità. Purtroppo non tutti possono permettersi, diciamo, di sorridere, perché magari ci si vergogna quando non si hanno dei bei denti, delle belle gengive. Non sorridere, privarsi di questo significa anche privarsi un po' di una delle cose più gioiose, della possibilità quindi anche di esternare il proprio piacere, la propria felicità. E quando anche un bel sorriso rappresenta o comunque ci fa pensare a uno stato di salute della persona, quindi un bel sorriso è sempre rappresentativo di uno stato di salute della bocca e delle gengive. Quando poi parliamo di comunicazione questo diventa fondamentale. Noi oggi nell'epoca in cui viviamo di comunicazione a tutti i livelli, e quando poi ci rapportiamo con le persone il fatto di non poter sorridere o di non poter gioire in maniera spontanea e anche normale, senza per questo avere chissà quale tipo di sorriso, questo, diciamo, ci mette in difficoltà, e le persone in taluni casi evitano proprio di magari entrare in colloqui, in rapporto con altre persone, oppure si coprono la bocca o sorridono con gli occhi, dico io, ecco, perché questo non possono fare. Purtroppo il problema diciamo, nasce a monte. Diciamo che una sana prevenzione e delle terapie eseguite per tempo permettono di prevenire, diciamo, la compromissione grave, diciamo, del sorriso. Ecco perché un bel sorriso, dottore, prima di tutto è un sorriso sano, no? Presuppone comunque dei denti sani e delle gengive sane. Abbiamo già una telefonata di un nostro telespettatore. Come sempre, naturalmente anche voi da casa potete intervenire, il numero lo vedete in sovraimpressione, 0422 1626 798. Quindi sentiamo chi ci chiama. Pronto, buongiorno. Buongiorno a lei e al suo ospite. Buongiorno. Io volevo fare una domanda inerente proprio ai denti e per quanto riguarda la nostra popolazione che diventa sempre più anziana e che ha problematiche appunto di denti, di bocca e quant'altro. Chiedevo al suo ospite se è possibile trattare una persona con il Parkinson, se c'è un qualcosa, perché sappiamo quali sono le cause, le concause del Parkinson, questi tremolii, queste conseguenze, e mi chiedevo se le persone affette da Parkinson possono essere trattate ovviamente nei rispettivi ambulatori e se ne traggono
beneficio, perché ovviamente la dentatura del malato di Parkinson va incontro a carie e a problematiche come tutte le altre. Grazie. Grazie signora. Dottor Campion, cosa possiamo rispondere? Diciamo, i malati di Parkinson, proprio per questo tremore, questa incapacità di controllare, diciamo, questi movimenti, diventano veramente dei pazienti difficili da trattare. A me è capitato di trattare alcuni pazienti, so che in taluni momenti della giornata, in alcune fasi della terapia, si riesce a ottenere, diciamo, un maggior controllo di questi movimenti, e quindi alcune terapie si riescono a fare. Non è semplice, anche perché la maggior parte degli ambulatori non sono organizzati per gestire un paziente diciamo particolare, e quindi questo, rispetto alla normale routine, può rappresentare un'interferenza, però sicuramente le strutture ospedaliere dovrebbero offrire in questo senso un supporto di un livello superiore. Quando anche le terapie necessarie richiedessero dei trattamenti prolungati, allora lì si interviene eventualmente con l'anestesista, che eventualmente attua della sedazione o un'anestesia generale se necessario, ecco, per intervenire. Per ciò che riguarda la normale routine, ovviamente ci si limita al necessario. A me è capitato di riabilitare protesicamente un paio di pazienti, e siamo riusciti con grande difficoltà, però insomma ci siamo riusciti. Ecco, quindi insomma, anche i pazienti con Parkinson possono beneficiare. Sì. Ecco, ritornando a quanto stavamo dicendo prima, dottore, allora, premessa, insomma, per avere un bel sorriso è quello di avere una dentatura sana e delle gengive sane. Che cosa bisogna fare? Allora, io per non averlo? finirò mai di dirlo e non smetterò mai di ripeterlo. Dobbiamo iniziare con i nostri figli a spiegare che devono spazzolare i denti, che devono passare il filo interdentale, fin dall'età da subito, appena spuntano i denti, e poi continuare proprio fino a che non diventano autonomi. L'autonomia nello spazzolare e pulire i denti non arriva prima dei 10 anni, cioè quelli più bravi riescono a pulire i propri denti a 10 anni. Dopodiché prima ci provano, ma insomma giocano fondamentalmente. Io ho un bambino di 7 anni, lui esegue in maniera abbastanza corretta tutte le manovre, ma ovviamente non passa il filo interdentale, e almeno un 30% delle superfici dentali non vengono toccate dallo spazzolino, per cui tutte queste zone diventano accumulo di batterie, placca, e dalla placca si passa alla carie. È ovvio che i bambini non soffrono di problemi gengivali o parodontali, però diciamo è la fase successiva, quindi se io istruisco bene il bambino e lo educo ad avere una qualità di salute dentale già da piccolo, avrò un ragazzo, un teenager che probabilmente a 16 anni ha tutti i denti sani. A quel punto, diciamo, si può già scommettere qualcosa. Quindi insomma le basi intanto si gettano, sì, le basi sono sempre sulla prevenzione. Fin da piccoli. Esatto. Lavare i denti quindi è sicuramente la prima cosa da fare, fondamentale. Ma che cosa bisogna sapere anche per evitare le recessioni gengivali, no? Okay. Uno degli argomenti che dovevamo affrontare oggi, perché spesso magari ci si sente dire dal dentista: hai spazzolato male, hai fatto troppo, più danno che beneficio. Energicamente, esatto. Allora, fondamentalmente i problemi che possono possiamo individuare a carico della dentatura sono di due tipi: uno a carico del dente, quindi la carie fondamentalmente, l'altro a carico dei tessuti di sostegno, quindi delle gengive e dell'osso. Attorno a questi due grossi capitoli ci sono alcuni aspetti che sono quelli genetici. Quindi noi potremmo avere dei pazienti che sono, ecco qui c'è un disegno, diciamo, delle recessioni gengivali, dove vediamo che le gengive si sono ritirate. Questo è uno degli aspetti. In particolare questo non riguarda nello specifico la perdita di osso.
del paziente, ma solo della perdita dei tessuti molli e soprattutto dei tessuti molli, quelli più resistenti, che contribuiscono a mantenere il dente nella sua posizione. Quando noi perdiamo la gengiva, come in questo caso, dobbiamo pensare di ricostruirla in qualche maniera. Volevo fare un passo indietro. Perché arriviamo a questo? Non è perché il paziente non pulisce i denti. Sicuramente c'è una componente del paziente che può influire, ma c'è una componente genetica. Cioè il fatto di avere una quantità o una qualità di gengiva di un certo tipo dipende da fattori ereditari. Quindi se in famiglia c'è qualcuno, un genitore, un nonno, che hanno avuto problemi con mobilità dei denti piuttosto che con la protesi totale, che significa che ha perso i denti in un'epoca in cui anche la prevenzione non esisteva, significa che c'è una prevenzione, cioè che c'è una predisposizione, e in questo caso diventa importante fare la prevenzione. Questo è. Ecco, allora, dalla regia ci chiamano la pubblicità, noi ci fermiamo per qualche istante e subito dopo ci spiegherà come fare questa prevenzione, soprattutto insomma, se si sa magari di avere una predisposizione familiare, ma buone regole che valgono anche per tutti. Sì, no? Quindi sì. pubblicità, tra poco, restate con noi. Ore 13, salute, rieccoci in diretta, siamo con il dottor Paolo Campion, chirurgo, odontoiatra, per parlare appunto di salute di denti e gengive e di un bel sorriso. No, prima della pubblicità, dottore, stavamo parlando di prevenzione, quindi come si fa la prevenzione per la salute delle gengive nello specifico stavamo parlando. No, mi segnalano una telefonata dalla regia, allora spazio prima al nostro telespettatore. Pronto, buongiorno, chi parla? Buongiorno. Buongiorno, sono Antonella, chiamo da Padova. Buongiorno signora. Prego. Fino a che età si possono fare impianti o è consigliabile fare impianti? Questa è una domanda interessante. Allora, devo essere sincero, non c'è un limite fisiologico, cioè il paziente, se il paziente sta bene si possono fare impianti anche a 90 anni, quindi non c'è un limite. Quando il paziente è in salute può essere trattato. Subentrano poi delle dinamiche per cui il paziente dice: ma è giustificato fare questo tipo di trattamenti finalizzati ad avere una dentatura fissa, forte e naturale? Lì io lo lascio al paziente, però a me è venuto un paziente di 80 anni che aveva avuto le protesi mobili fino a quel momento. È chiaro che mi sono fatto delle domande rispetto alla sua richiesta di fare degli impianti per avere i denti fissi, ma una volta consultato il figlio e appurato che il figlio dice: mio papà sta bene di salute e anche dal punto di vista mentale, noi abbiamo fatto gli impianti, abbiamo reso un ottantenne uno degli uomini più felici che io abbia mai conosciuto, perché è ritornato a masticare con una dentatura fissa e a masticare la carne e a masticare cibi molto resistenti che con la protesi mobile non riusciva a masticare, per cui se il paziente non ha particolari problemi è un paziente normalissimo, si tratta e può godere anche lui della stabilità dei denti, ecco. Quindi va valutato insomma caso per caso, sì, considerando tutte quelle che sono poi le variabili, le condizioni fisiche generali, sì, della persona. Attenzione, perché poi oggi abbiamo degli ottantenni che veramente hanno uno stato di salute quasi impeccabile e hanno delle aspettative importanti rispetto alla vita che gli manca ancora, quindi cioè, quando non è la quantità è la qualità che mi chiedono, quindi ben venga, ecco.
Tutto ciò che può garantire anche a una certa età una qualità della vita migliore, se si può fare, ben venga, giustamente. No? Io ho un paziente a 77 anni mi ha chiesto di fare delle faccette, che sono una cosa estremamente estetica, che forse è indicata più per un 30-40enne che magari vuole un bel sorriso per piacere di più al proprio fidanzato o alla propria fidanzata, e questo evidentemente a 77 anni aveva ancora delle viste. Quindi... Ecco, a proposito di faccette, dottore, sulla nostra pagina Facebook dove avevamo postato già da ieri l'argomento della trasmissione, stanno arrivando numerose domande. Elga appunto ci chiede: le faccette dentali sono valide? Se sì, possono essere inserite anche da chi ha protesi? Allora, io mi occupo, non dico in maniera esclusiva, però in maniera abbastanza specifica di estetica, e quando parliamo di estetica in pazienti giovani parliamo soprattutto di faccette, quindi di queste sottili lamine in ceramica che vengono applicate sui denti naturali. Il motivo per cui facciamo questo tipo di trattamento è perché è poco invasivo, significa che non andiamo a rimuovere poco o nulla dello smalto del paziente, e ne cambiamo forma e colore. Questo è lo scopo della faccetta. Ovviamente il tutto va integrato in un sorriso. Abbiamo anche delle immagini diciamo di pazienti trattati in questa maniera. Io questo tipo di metodica la faccio da più di 12-13 anni, e devo dire che, a dispetto di tutto, mi hanno dato delle grandi soddisfazioni, e continuo per la mia strada perché i risultati che ottengo e la soddisfazione dei pazienti è veramente grande. Per ciò che riguarda l'applicazione di queste faccette sulle protesi esistenti, bisogna capire che tipo di protesi stiamo parlando, perché se sono strutture già ceramizzate è possibile modificare in qualche maniera. Se invece sono materiali di altro genere, no, lo escludo, ecco. Ecco, quindi insomma, ecco, adesso ci stanno facendo vedere delle slide diciamo della Piorea, dove in realtà nell'immagine di sinistra vediamo il livello di osso normale tra i denti, e quando questo invece nella parte di destra si ritira a causa dell'accumulo di placca e tartaro tra i denti. Diciamo, quello a destra rappresenta la peggiore, diciamo, delle malattie, dove perdiamo proprio il supporto, e i denti, a volte, anzi molto spesso sani, cominciano a muoversi. Il paziente dice: mi sono accorto che i denti si muovono, tutto ad un tratto ho avuto questa malattia. In realtà la malattia è iniziata con la perdita dei primi millimetri di osso, quando il paziente... Quindi è la fase finale, diciamo. Il paziente si accorge nella fase finale. Tutti i segni, diciamo, premonitori sono stati un po' trascurati oppure interpretati come normali. Un po' di sanguinamento sì, ma normale, mi dicono. Ecco, ma si può curare o uno inevitabilmente perderà i denti? È tutto curabile, bisogna capire quanto grave può essere la malattia, a che stadio della malattia interveniamo, e quanto riusciamo a coinvolgere il paziente nel capire che problema ha, perché se fino a quel momento lui non ha avvertito niente, non è stato avvisato di nulla, non ha avuto la percezione di nulla, e ha già 60 anni, è difficile. Diversamente, se ho un paziente che magari ha 30 anni, è giovane, è una donna ed è molto motivato, è più facile trovare i giusti canali per ottenere anche una collaborazione, cioè nel procedere con delle manovre di igiene più accurate, nel passare il filo, utilizzare degli strumenti anche particolari al fine di mantenere. In alcuni casi si riesce a risolvere completamente, anzi nella maggior parte, in taluni altri si rallenta la malattia. Ecco, qui siamo passati
all'altro aspetto della piorrea, diciamo, dove abbiamo la recessione gengivale. Oggi io avrei voluto illustrare una tecnica innovativa. Adesso lo facciamo subito. Allora, dottore, volevo solo sentire però cosa ci chiede il prossimo telespettatore che ha chiamato. Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno a voi. Buongiorno, chi parla? Sono Rolando dalla provincia di Treviso. Buongiorno, prego. Buongiorno. No, appunto era il discorso inerente alla piorrea, visto che mio padre, mi sembra anche altri miei zii, avevano avuto problemi di piorrea. È un discorso ereditario, è una cosa che si può prevenire, è una cosa che si può anticipare, o una cosa ereditaria e limite si può curare e basta. Vi ringrazio della trasmissione. Grazie a lei, grazie. Dottore, allora, si può curare? Sì. Allora io nei miei 27 anni di attività professionale un'idea personale me la sono fatta, al di là di quello che è il background universitario. Tutte le malattie, come diceva il mio professore Peserico, che lo saluto, era un grande dermatologo, diceva tutte le malattie sono ereditarie, tutto è ereditario. Dopodiché bisogna capire chi può essere affetto da quella malattia e chi era il genitore o il nonno o lo zio che aveva quel gene malato. Però di fatto tutte le malattie hanno una base genetica. Nel caso della piorrea non posso sapere chi dei figli avrà preso da quel genitore, però sicuramente vado a indagare tutta la famiglia. La grossa differenza rispetto ai nostri genitori o rispetto ai nostri nonni ormai è che da almeno 30 anni siamo in grado di attuare della prevenzione di un certo livello, da oltre 30 anni siamo in grado di attuare delle terapie che riescono a bloccare o, nei casi peggiori, a rallentare talmente tanto la malattia al punto che magari si arriva a 70 anni, 80 anni e uno dice ok, ho rallentato tantissimo e a quel punto farò l'implantologia. In altri casi invece si riesce proprio a bloccare completamente la malattia. Si tratta di intervenire sempre per tempo. Come faccio a capire se ho la piorrea? Devo andare da un dentista bravo che è specializzato in malattie gengivali, malattie parodontali, e quando ti fa la visita, oltre a guardare se ci sono delle capsule da cambiare, guarda anche lo stato dei tessuti di sostegno del dente. C'è uno strumento semplicissimo che si chiama sonda parodontale, è uno strumentino millimetrato che viene infilato tra dente e gengiva delicatamente e lì si va a misurare la tasca. Se la tasca misura oltre i 3 mm vuol dire che è una tasca patologica e quindi c'è probabilmente la base per una malattia parodontale che sta avanzando. Quindi il problema è bloccare questa malattia. E quindi in quel caso bisogna intervenire con quella tecnica magari innovativa di cui parleremo subito dopo la pubblicità. Linea alla regia, tra poco. Ore 13 salute, rieccoci in diretta, continuiamo a parlare di salute, di denti e di gengive con il dottor Paolo Campione. Allora, prima della pubblicità ci siamo lasciati appunto con questa tecnica, accennando insomma questa innovativa tecnica per ricostruire le gengive. Sì. No? Di che cosa si tratta? Allora, stiamo trattando un aspetto particolare delle malattie gengivali che riguardano la perdita di gengiva dal lato, diciamo, esterno dei denti. Sia dal punto di vista estetico che dal punto di vista funzionale questa è una cosa veramente brutta. Nel caso relativo all'estetica vediamo questi denti allungarsi in maniera smisurata di 3, 4, 5 mm. Dal punto di vista con un colore anche diverso, no? Perché molto poi... più giallo, sì. Però diciamo, è proprio brutto chi ha un sorriso che magari espone un po' la gengiva, si vede con questi denti che sono bruttissimi. Il secondo aspetto è che la parte radicolare del dente, non essendo rivestita da smalto,
Eccolo qua, ci soffermiamo su questa immagine, non essendo rivestita da smalto si potrebbe cariare, quindi la necessità di coprire questa radice è fondamentale per entrambi gli aspetti, quello funzionale e quello estetico. La tecnica tradizionale prevedeva di intervenire chirurgicamente riposizionando la gengiva del paziente, spostandola verso lo smalto, e inserendo uno strato di tessuto connettivo che andava prelevato dal palato e inserito tra la radice e la gengiva del paziente che veniva fatta scendere. Diciamo che nello schema si vede tutta una serie di punti di sutura a indicare. Quindi con tagli, punti di sutura anche sul palato. Anche sul palato, diciamo che questa è la tecnica che abbiamo sempre utilizzato fino a poco tempo fa e che ci permetteva di comunque risolvere il problema con un po' di fastidio, quindi tutto controllato con i farmaci, con gli antinfiammatori, però insomma non era proprio una cosa all'acqua di rose. Diversamente il dottor Ganatra, che è un americano, ha inventato questa nuova tecnica che si chiama Pinhole Technique ed è una tecnica assolutamente mini-invasiva che non prevede incisioni e quindi neanche suture, ma soprattutto non prevede il prelievo dal palato, che è una delle cose più... Eccolo qui. Questo signore, che secondo me è un genio della chirurgia mucogengivale, si è inventato questa tecnica e sta veramente sconvolgendo un po'. Io e i miei collaboratori stiamo portando avanti con molto piacere da circa 1 anno e mezzo questa nuova metodica e stiamo completamente abbandonando la vecchia. Cioè non si taglia più allora con questa nuova diciamo tecnica. Che al 90% utilizziamo questa nuova tecnica e ha completamente soppiantato quella che prevedeva il prelievo. È una tecnica, diciamo, sicuramente innovativa, non ci sono punti di sutura, non c'è il prelievo, al posto del prelievo viene usato un biomateriale e i pazienti sono contenti, ma fortunatamente sono pazienti che non hanno potuto provare la vecchia tecnica e quindi non sanno del grosso vantaggio che vanno incontro, perché per loro diventa normale. Quindi anche la ripresa, diciamo, delle normali attività, sì, anche compreso appunto il mangiare, il masticare, diventa molto più veloce. Molto più veloce, ma soprattutto perché la ferita del prelievo non c'è. E quindi il fatto di non avere una ferita sul palato ti permette di avere anche, diciamo, una vita di relazione da subito più normale. Ecco, qui abbiamo alcune rappresentazioni dove c'è il prima e il dopo, prima degli interventi e dopo gli interventi. Diciamo che il risultato dal punto di vista della qualità è sovrapponibile alla vecchia tecnica, cioè la quantità di tessuto connettivo che viene a rigenerarsi è veramente importante, senza per questo dover fare il prelievo autologo dal paziente. E quindi insomma, chiaramente il vantaggio, insomma, è evidente per il paziente. Allora abbiamo un'altra telefonata in linea, sentiamo chi ci chiama. Pronto, buongiorno. Pronto, salve, sono Adriana, chiamo da Castelfranco. Buongiorno Adriana, prego. Senta, io ho fatto la vecchia tecnica che stava dicendo il dottore del prelievo dal palato. Sì. Una cosa non da poco, abbastanza dolorosa, diciamo così, vabbè, è stata. Io ho sofferto da piccola di una grave forma di rachitismo, perché le mie ossa sono, vabbè, così, ho sempre avuto grossi problemi di denti, li ho sempre curati dall'età di 9 anni, ho sempre curato i miei denti, non li ho mai trascurati, però praticamente ho una grave forma di smalto, non è messo bene, l'osso non è messo bene e sono sempre, insomma, dal dentista, ecco. E purtroppo nella mia famiglia anch'io ho alcuni miei familiari che soffrono di questo problema. Ed è genetico. Che ha appena parlato, insomma, ecco. Anch'io adesso sto cominciando ad avere dei problemi appunto di abbassamento di gengive, ho fatto 2 o 3 pianti, però insomma non è soddisfacente, vedo che si stanno abbassando molto le mie gengive, la pulizia la faccio
la faccio meglio che posso, 2 volte all'anno vado dal dentista a lavarli, ho l'apparecchio, insomma ho tanti problemi, ecco. Volevo anch'io avere la possibilità di trovare dove il dottore lavora e sentire se si può fare qualcosa anche per me, ecco. La ringrazio, è stata una trasmissione molto interessante. Ecco, grazie. Allora signora, magari se vuole lasciare i suoi recapiti al nostro centralino, poi la mettiamo in contatto con il dottore e si può fare qualcosa, insomma, dottore, anche in situazioni come quelle della signora? Sì, sicuramente. Allora, io non ho trovato ancora un paziente non trattabile, non mi è mai capitato di mollare le armi facilmente. Ci sono dei casi estremamente difficili e complicati che non recedono anche alle terapie più diciamo così azzeccate, quindi c'è una possibilità che alcuni trattamenti possano non ottenere degli ottimi risultati. Da lì a non fare nulla, ecco, ci passa tanta roba, ecco. Quindi magari la signora, se riesce poi a mettersi in contatto, sicuramente faremo delle valutazioni. C'è anche una componente che non è magari semplicemente quella a cui faceva riferimento la signora, però altri aspetti che sono comunque il fatto di avere un problema con la vitamina D, di rachitismo, insomma non è una cosa da poco. E che può incidere quindi anche sulla salute dei denti? Sì, in generale sì, anche questo è un aspetto, senza tralasciare che ci possono essere tutti gli altri aspetti, dico io, gengivali e dentali, che comunque al di là di quello ci possono essere comunque, e in questo caso si sommano, perché è vero che nella fase di sviluppo dei denti, se c'è un'anomalia di assorbimento del calcio, è chiaro che anche il dente subisce, diciamo così, delle alterazioni, e in questi casi adesso bisogna capire la qualità dell'osso della paziente, quanti anni ha la signora, eccetera, però se proprio alla fine i denti non possono essere trattati o salvati, si può pensare alle alternative, però abbiamo pochi elementi per fare una diagnosi precisa e anche per fare dei piani di trattamento personalizzati. Chiaramente, perché poi ogni terapia va ovviamente personalizzata, penso, no? In base a quella che è la storia clinica. Dottore, ci stanno arrivando anche sulla pagina Facebook diverse domande, alle quali magari cerchiamo di rispondere velocemente. Eleonora chiede: non si sta un po' esagerando con lo sbiancamento dei denti? È vero che rovina i denti? Rovina i denti? Allora, l'idea di avere dei denti belli bianchi è il sogno di tutti. Secondo me non c'è un paziente che non vuole avere dei bei denti bianchi, tutti sogniamo di avere un bel sorriso bianco. Quello che è successo in passato è che nel tentativo di sbiancare questi denti si sono usati dei materiali, delle sostanze che potevano, pur di ottenere un certo tipo di risultato, hanno creato anche dei danni. Quindi non stiamo parlando soltanto degli agenti sbiancanti veri e propri, ma anche di tutte quelle sostanze abrasive, il primo tra tutti il famoso Pearl Drops, che è il dentifricio, oppure anche la pasta del capitano, no? Erano tutti dei dentifrici molto abrasivi, che oltre a togliere le macchie toglievano anche, graffiavano anche lo smalto e quindi toglievano anche parte della superficie dentale. In un secondo momento poi sono stati utilizzati proprio degli agenti sbiancanti un po' aggressivi. Ultimamente la tendenza è quella ad utilizzare, quindi ad escludere tutte queste sostanze un po' aggressive e utilizzare delle sostanze meno aggressive, cosiddette cosmetiche, che quindi non vanno ad alterare la superficie del dente, ma hanno un'azione sulle sostanze pigmentanti, quindi vanno a chelare i pigmenti che si depositano sul dente e lo tolgono. Poi il fatto che questo dente si pigmenti per gli alimenti, per il fumo, per il vino, per il caffè, per il tè, sono tutti aspetti che, se valutati correttamente, permettono di fare anche al paziente delle valutazioni corrette, perché se uno fa lo sbiancamento e dopo non riesce a rinunciare al fumo, al vino, al tè, al caffè, eccetera, è meglio che faccia le faccette.
Ecco, anche questo è un consiglio. Allora, un'altra telefonata, sentiamo chi ci chiama. Pronto? Buongiorno. Pronto, buongiorno. Buongiorno, chi parla? Buongiorno, sono Maria da Conegliano. Buongiorno Maria, prego. Volevo chiedere per una persona di 78 anni, è diabetico, non tanto, però è diabetico. Sta facendo delle cure perché ha avuto un ematoma alla testa e adesso vorrebbe fare dei mini impianti. È possibile farlo o è sconsigliato? Questo volevo chiedere. Ecco, grazie Maria. Allora, dottor Campion. Allora, la signora si è espressa abbastanza bene, credo di aver capito che il paziente sia in terapia anticoagulante o antiaggregante. Questo dal punto di vista chirurgico rappresenta una complicazione che va gestita, quindi il paziente non è che non può essere trattato, deve essere trattato con attenzione particolare riguardo al suo stato di guarigione delle ferite. Cioè un paziente che probabilmente se facciamo un intervento tende a sanguinare, quindi deve essere riportato a uno stato di coagulazione normale o quasi, deve essere trattato in una condizione per cui tutto quello che viene fatto deve essere poco traumatico, non può essere un paziente a cui si fa tutto così, si venga, si accomodi, un po' di anestesia, ecco, quindi se tutto il resto, piastrine, globuli bianchi, eccetera, sono a posto, il paziente viene messo nella condizione di essere operato, può fare non soltanto i mini impianti, ma può fare gli impianti normali. Deve avere la quantità di osso corretta, deve star bene per tutto quello che riguarda il resto e poi può fare l'intervento normalmente, così come può fare gli altri interventi. Certo, un occhio di attenzione particolare perché un paziente è un po' delicato. Ecco, allora speriamo di aver soddisfatto la richiesta della signora. Noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, restate con noi, a tra poco. Ore 13 salute, eccoci di nuovo in diretta con il dottor Paolo Campion, stiamo parlando appunto del sorriso e della salute dei denti e delle gengive. Abbiamo visto molte domande da parte dei nostri telespettatori, ancora sulla pagina Facebook. Chiara per esempio chiede cosa vuol dire chirurgia mini invasiva. O Giusi ancora chiede, chiedo scusa, com'è possibile risolvere il problema riguardo alle gengive che si restringono, soprattutto per le persone anziane o di mezza età con patologie degenerative dei denti. Qui mi pare abbiamo già risposto, no? Prima nel corso. Diciamo, mi fa piacere che l'argomento abbia suscitato un certo tipo di interesse, perché spesso questo problema è poco percepito nel momento in cui è possibile fare molto e viene invece molto sentito quando in realtà percepiamo gli effetti della malattia, cioè la mobilità dei denti o queste gengive che si ritirano, che si restringono, proprio perché in realtà si vede l'effetto di questa perdita di supporto osseo e allora ci si preoccupa. In realtà il problema nasce quando non ce ne accorgiamo, quindi il sondaggio parodontale è un qualcosa che deve essere fatto, ormai gli studi dentistici pullulano di igieniste, quindi una brava igienista prende la sonda parodontale, la mette tra gengiva e dente e lì si misura la tasca. Se le tasche superano i 3 mm vuol dire che c'è un problema. Tutto quello che si fa da quel momento in poi è oro colato perché ci permette di salvare il dente. Anche dal punto di vista economico non c'è paragone. Il fatto di poter salvare con dei trattamenti professionali i propri denti non hanno valore. La sostituzione anche di un singolo dente o di un paio di denti costa come salvare tutta la bocca, cioè per avere un'idea del rapporto. Per rispondere alla domanda invece riguardo al trattamento chirurgico mini invasivo,
È difficile spiegarlo, però io potrei anche lanciarmi in questo tipo di spiegazione e dire, bene, se io per ripristinare i tessuti di sostegno del dente, i tessuti molli, il connettivo, devo fare un'incisione sul palato del paziente e prelevare del connettivo, fare un'incisione in corrispondenza dei denti da trattare, infilare questo pezzo di connettivo, spostare questo lembo gengivale sopra il connettivo che ho riposizionato. Quindi è tutto un trattamento che prevede incisioni e suture. L'alternativa, che è questa nuova tecnica, è quella di non fare nessun tipo di incisione, di fare soltanto dei piccoli fori in corrispondenza, si chiama fornice gengivale, cioè è la parte molle della gengiva, cioè proprio in alto dove il labbro si ripiega praticamente, e utilizzando degli strumenti brevettati dal dottor Ganatra si esegue uno scollamento dei tessuti in modo da favorire il collasso della gengiva verso lo smalto. Quindi la gengiva scende, diciamo, la gengiva naturalmente. Scende. La gengiva scende. Quando abbiamo fatto scendere la gengiva, l'abbiamo posizionata dove dovrebbe stare, poi non scendo nei particolari su come trattare la superficie del dente, però tecnicamente si fa scendere questa gengiva e viene mantenuta in quella posizione inserendo del materiale, diciamo, artificiale, che sono queste membrane riassorbibili, sono dei pezzetti di materiale che vengono infilati in corrispondenza del fornice dove abbiamo inserito questi strumenti, e questi materiali quindi contribuiscono a mantenere la gengiva dove l'abbiamo posizionata. Questo è, diciamo, a grandi linee. Poi tecnicamente non è così semplice, però l'importante è che il paziente non senta nulla e che dal punto di vista della morbidità il paziente non abbia fastidi. Quindi il fatto di non avere suture e non avere incisioni sul palato è veramente tantissima roba, come dice qualcuno. Ecco, allora abbiamo ancora una domanda di Francesca che dice: si sente parlare molto di questi nuovi apparecchi invisibili, ma sono veramente efficaci? Si possono paragonare ai vecchi apparecchi? Qui stiamo parlando di tutt'altra cosa, ma insomma per correggere... Diciamo che questa è una domanda molto frequente dal punto di vista della comunicazione. Il fatto di dire ok, risolviamo un problema estetico senza mettere qualcosa di brutto in bocca è forse quello che tutti noi desideriamo, il famoso apparecchio invisibile. Perché magari il fatto di avere l'apparecchio visibile, quelli diciamo vecchio stampo, crea magari anche qualche problema, disagio, così. Esatto, ecco. Allora, sicuramente alle persone poco sicure il fatto di dover mettere un apparecchio crea qualche difficoltà. Per me, però, io sono fatto a modo mio, non ci vedo, mi metto gli occhiali, mi sono rotto il tendine di Achille, mi sono messo il tutore, cioè, mi sembra una cosa normale. Però... Ci sono anche molte star, bisogna anche dire, sì, no? Attrici che hanno messo l'apparecchio per i denti e lo esibiscono. 30 secondi, tra pochissimo dobbiamo chiudere, dottore. Quindi, sì, quindi l'apparecchio invisibile funziona fino a un certo punto. L'ortodonzia che corregge l'occlusione è un'altra. Quindi in alcuni casi funziona l'apparecchio invisibile, in alcuni altri no, quindi bisogna fare un distinguo, ecco. Bene, allora il tempo a nostra disposizione è terminato, ringraziamo i telespettatori che ci hanno seguito numerosi in questa puntata dedicata appunto al bel sorriso e alla salute, alla bellezza dei denti e delle gengive. Ringraziamo il dottor Paolo Campion per essere stato qui con noi e aver risposto con puntualità alle molte domande. Grazie quindi a tutti per averci seguito. Ore 13 ritorna domani come sempre puntuali all'1. Arrivederci e buon pomeriggio.